Bello raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, siamo tornati su F1 Challenge. Dopo la grande vittoria di Monte Carlo e il terzo posto di Imola, siamo in Catalogna e siamo sesti in griglia, quindi buon Salve a piazzamento. tutti. Salve a tutti. Vai Fiori, Gran Premio di Catalogna su Ustrechiet. Vai. Vai, vola, 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 con tanto fiato in gola. Acio. Ok, siamo già al quarto posto, grande come. The best come in the world. Best come in the world. E diciamo che nel pilota Madrid è già il primo anno, ragazzi. Ho delle diverse scuderie che stanno interessando a me per la prossima stagione, tra cui la McLaren. Staremo a vedere. La Ferrari ancora intentando di puntare su Schumi e forse Ti sei non ci urtato credo. con Michael Schumacher. Non ci credo, errore Michael di Schumacher Veneziano. ha perso l'alettone posteriore. Errore di Veneziano. Tutto volevo fare tranne questo, cazzo. La prossima stagione, ragazzi, ci saranno i danni anche per me, assolutamente. Ci saranno i danni anche per me. Sì, sarà stata una stagione di prova per capire un po' come gioco, come tutto, visto che La Ferrari è pronta ai box. posso tranquillamente anch'io avere i danni. Mi dispiace, però basta toccarsi un attimo, qua avrei perso anch'io l'alettone. Quindi tutte queste gare mi servono per prendere le misure per la gara per il campionato successivo, la stagione 2000, dove dicevo che la Ferrari vuole puntare su un giovane pilota brasiliano, compagno di squadra di Veneziano. Coulthard è secondo, con meno di 3 secondi di vantaggio. Lotta McLaren, ragazzi. Sei terzo. Lotta McLaren. Barrichello è quarto, con meno di 3 secondi di svantaggio. Schumacher sta entrando ai box. Schumi box. Schumi ai box, guadagni una posizione. Mamma mia. Bravissimo, ragazzi, bravissimo. Dai che comunque la steward c'è. E ragazzi, notizia bomba, sono riuscito a configurare il controller, quindi anche per quello che vado meglio, raga. Vado molto molto meglio. Comunque bagarre tra le due McLaren, ma non riesco ad avvicinarmi, cazzo, comunque è difficile sto gioco, Fiori. Veramente un gioco con i contro coglionazzi. Sembra una gara più tranquilla finora dopo le pazzie di Imola e Monte Carlo. Come qua sbaglia ma recupera molto bene. Mamma che lotta tra le McLaren, ragazzi. Coulthard è secondo. Ci sono iniziati. Hakkinen è primo, con circa 15 secondi di vantaggio. Le soste ai box sono iniziate, Sei siamo secondi secondo. perché Coulthard è andato. Frenzen è terzo, proprio dietro Devo andare te. anche ai box. La Minardi è pronta ai box. E speriamo di La fare una Arrows sosta. è pronta ai box. Se Coulthard fa due soste potrei farcela e vincere, speriamo. Jean Alesi sta entrando ai box. Un vantaggio di 14 secondi su David Coulthard. Frenzen Successo sta poco. uscendo dai box, sembra che la Il- sua strategia sia di 3 Il fermate. periodo non collegato perché... Ok, riferirò ai insomma, che- meccanici le tue istruzioni. Stai zitto, che taglierò la prima la parte dove sta Fisichella veramente niente. sta uscendo dai box, Guarda, sembra che la sto- sua strategia sia di 3 Il fermate. ritiro di Schumi per colpa mia purtroppo. La McLaren è pronta ai box. Barrichello invece che ha colpito me, Alesi non ho capito. sta come. uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di 3 fermate. Ovviamente nel un piccolo testa coda che ho fatto in questa curva che è stato leggermente lungo, Barrichello mi ha preso. Va benissimo. Comunque siamo secondi. Takagi entra ai box. Genet sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di 3 fermate. Benissimo. I meccanici ai box sono pronti. Box, box, box. Mika Hakkinen è ora ai box. Ho guadagnato anche qualcosa su Coulthard. Non ce la faccio a tenere la posizione, però bravo. Mi sei Tora piaciuto. Takagi sta uscendo dai box, sembra che la sua strategia sia di No. 3 fermate.
tali robe, ok. Hakkinen Sosta ai è box. primo, proprio Lo di so. fronte a te. Sei secondo. Dai veloci, dai veloci. Coulthard è terzo, con circa Ok, 10 Coulthard mi secondi di supera. svantaggio. Vai Fioi, vai Fioi, vai Fioi. Siamo in quinta posizione. No, anche sesta di ho perso, ragazzi. Sesta posizione. Ah, Barrichello c'è, allora non mi aveva colpito, non era Barrichello. Era maneggio mio, ragazzi. Non avrei capito che mi aveva colpito Barrichello, vabbè, vai. E sono 9 giri da urlo da fare, raga. Strategia non positiva, però comunque io sono a posto, non devo più andare ai box. Barrichello è settimo, ho perso parecchie posizioni. Ero terzo, sono stato 3 posizioni, ho perso. Strategia chiaramente più lenta perché con una sosta solo ho più carburante rispetto ad altre monocosto. Adesso vediamo. Sono solo stare calmo, relax, relax. Sono la Ferrari di Ed Irvine. Siamo contro Irvine. La Benetton è pronta ai box. Attenzione, sosta ai box. La per Sauber il momento. è pronta ai box. La Prost è pronta ai box. Pompa. Irvine è quinto, con meno di 3 secondi di Lo so. vantaggio. Per il momento abbiamo un Sei punticino. sesto. Per il momento. Un punticino Barrichello più è settimo, con meno di 3 secondi di svantaggio. Credo che su Formula 1 parla La poco. Arrows è pronta ai box. Spero quanto che ti parli. Fisichella no, sta carino. entrando ai box. Vedete, è bello perché senti il meccanico parlare, l'ingegnere, quindi tutta un'atmosfera figa, però che sport, basta. Deve stare al passo della Ferrari, Pedro della Rosa entra ai box. Pedro della Margherita entra in box. La Williams è pronta ai box. Finora La Jordan certo, è pronta ai box. so solo del ritiro di Schumacher per colpa nostra purtroppo. Altri ritiri non ne ho sentiti. Gara tranquilla, era due La gare Prost pazze è pronta ai box. come Imola, Monte Carlo, ci voleva una gara più tranquilla e rilassante. Ralf Schumacher sta entrando ai box. La Benetton è pronta ai box. Siamo sempre 2 secondi da Irvine. Schumacher è quinto, proprio di fronte a te. Ok, siamo tornati quarti, Sei molto bene. sesto. Barrichello è settimo, proprio dietro a te. Molto bene. La Minardi è pronta ai box. Trulli entra ai box. Ecco, se la strategia funziona, forse, però beh, forse. Barrichello è vicinissimo, però Fioi. Barri è molto vicino, no, Come, non fai errori. Si danno battaglia le due Stewart. Che purtroppo sono lontano da Genet sta Irvine. entrando ai box. Mamma mia, grande Kuma. La salva all'ultimo. Mi supera Barri, attenzione. Mi supera La Ferrari Barrichello. è pronta ai box. La Stewart è pronta ai box. Il Kuma risponde, però il Kuma risponde. Mamma mia ragazzi, che dura. Barrichello vuole prendere la posizione perché sono il secondo La pilota Sauber della Stewart. è pronta ai box. La Bar è pronta ai box. Per il prossimo anno la Stewart sarà Jaguar, ragazzi. Ed Irvine entra ai box. Irvine ai box, torniamo terzi. Irvine è terzo, proprio di fronte a te. Sei quarto,
Strategia vincente. Barrichello Strategia è vincente. quinto, proprio dietro te. E godo. La Minardi è pronta ai box. Diniz sta entrando ai box. Molto bene. Superiamo. Coulthard Ok, è raga. secondo, con circa 25 terzo secondi posto. di vantaggio. E manca Sei ancora. terzo. Oddio, vuoi vedere che non ce la faccio io? Schumacher è quarto, con circa Non 15 ce la faccio secondi io di con- svantaggio. No, sembra una beffa se non ce la faccio io con il carburante. È veramente un beffone atroce. Facciamo vedere perché... Oddio. Qua ho consumato più di quello che dovevo consumare? Non ci credo. La McLaren è pronta ai box. Non ci voglio credere. Devo andare ai box anche. Zanardi entra ai box. Sì, anche la McLaren di Coulthard lì. I calcoli erano giusti, nel senso che Coulthard non ce la poteva fare, ma non ce la posso fare neanche io. Incredibile. Incredibile. Sì, non ce la faccio. Non ce David la... Coulthard sta entrando ai box. Coulthard di merda. Mi posso fare la sosta? Che non mi dà la sosta, non ci credo. E adesso vediamo. Coulthard è secondo, con circa 5 secondi di Non arriverò a vantaggio. podio, non arriverò a podio Sei purtroppo. terzo. Sei nell'ultimo giro, non fermarti ora. Strategia un Schumacher po' così. è quarto, con circa 15 secondi di I miei svantaggio. avversari hanno anticipato la sosta e forse hanno ragione loro. Io speravo di farcela in una, invece all'ultimo giro ho dovuto andare a fare la sosta io e Coulthard. Errore per Veneziano e Coulthard, solo che Coulthard aveva un bel vantaggio. Incredibile, siamo quinti. Addirittura sesti. No, quinti, forse ancora quinti. Lotta con Irvine. E rimaniamo al quinto posto, ragazzi. Peccato però, all'ultimo giro. L'ultimo giro, puttana miseria. Final lap. Beffa. Hakkinen ha vinto la gara. Va a vincere Michele. Doppietta McLaren probabilmente. Gara superba di Michele Hakkinen. Grande Michele, complimenti a lui. Poteva essere un terzo podio consecutivo, invece arriva David forse al Coulthard quinto posto. ha terminato in seconda posizione. Doppietta McLaren, puttana. Che beffa atroce, bello. Che beffa atroce. Veramente un beffone amaro da digerire. Ralf Schumacher ha concluso terzo. Frentzen No! ha terminato in quarta posizione. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio. Stavo buttando via anche il quinto posto. Attenzione Irvine. Teniamo il quinto posto, ma Ben peccato. fatto, sei arrivato quinto. Ben fatto un cazzo. Dopo un fantastico Gran Premio di Spagna, diamo un'occhiata alla classifica Solo finale. Schumacher si è ritirato. Hakkinen primo, Buono raga, vediamo la classifica. Vediamo la classifica. esaminati i Siamo risultati secondi, è il 16 momento di punti, meno aggiornare la 20 della classifica McLaren. del campionato La Costruttori McLaren secondi. aumenta Raga, il suo costruttori, vantaggio come nella noi, Veneziano. classifica del campionato costruttori.